Settimana importante per Agrigento, che celebra il 25° anniversario della venuta nella Valle dei Templi del Papa Paolo Giovanni, e poi naturalmente con quello che ne è venuto fuori, il famoso anatema contro i mafiosi. C'è la celebrazione e la ricorrenza, ma c'è anche la partenza del Giro d'Italia, la quinta tappa che parte proprio da Agrigento. Purtroppo un evento luttuoso ha messo una piccola macchia su questo importante appuntamento sportivo, e non solo. Un incidente pre-gara ha travolto un giudice, un motociclista, insomma purtroppo è successo. E poi naturalmente, perché no, anche perché ne parliamo pure nella nostra trasmissione, è l'appuntamento con la musica, con le scuole della musica e il progetto Euterpe con la musica in primo piano. Di questo ed altro parleremo nel nostro appuntamento di questa settimana. È la puntata numero 31 di Target, di quello che è insomma il palinsesto di Televideo Agrigento, che voi vedete sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e naturalmente nello streaming sul sito www.televideoagrigento.tv negli stessi orari di programmazione, ovvero il mercoledì sera in prima serata e poi nelle repliche nel corso della settimana, e il nostro canale YouTube, dove le puntate, questa e tutte le altre, sono inserite per essere viste e riviste secondo le vostre esigenze. Noi come al solito lanciamo sempre l'appello che la nostra trasmissione, la nostra emittente è a disposizione per valutare, per amplificare, per far conoscere a un pubblico più vasto qual è per fortuna quello di TVA, quelle che sono le associazioni, quelle che sono delle manifestazioni, insomma, che grazie al mezzo televisivo possono essere conosciute e raggiungere più persone. Bene, allora dopo questo obbligatorio preambolo passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra. Lei è Antonella Monreale, è il direttore artistico di un progetto che si chiama Love More Festival. Accanto a lei Giovanna Dominici, che del Love More Festival è la presentatrice. Salve. Continuiamo con Fausto Crapanzano, lui è un medico, è il responsabile dell'unità operativa di riabilitazione dell'ospedale di Agrigento. Si continua con Alessandra Fiaccabrino, è un assessore comunale del comune di Palma di Montechiaro, per lei bilancio e tributi, insomma è un lavoro un po' difficile. Continuiamo con Antonella Gallo Carrabba, è la coordinatrice del centro antiviolenza telefono aiuto di Agrigento. E poi Filippo Napoli è il presidente di Panathlon Agrigento. E poi ancora, dicevamo, Euterpe, loro sono Anna Maria Van der Poel e Stefano Tesè del comitato tecnico di Euterpe, questo importante appuntamento con la musica e con il coinvolgimento delle scuole della Sicilia, insomma, e anche di fuori. A che punto siamo, Stefano Tesè? Dunque, siamo nel pieno svolgimento della manifestazione, che quest'anno si è aperta con un concerto inaugurale che ha affermato diciamo, questo binomio di rassegna-concorso. Quindi abbiamo avuto 4 orchestre che si sono alternate sabato nel solito e bellissimo e inconfondibile e insuperabile scenario della Valle dei Templi. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere, il piacere di avere un'orchestra che veniva dall'Olanda. E qui ti fermo, perché naturalmente parlando di Olanda non possiamo che dare la parola alla professoressa Anna Maria Van der Poel, no? È stata Anna Maria che ha fatto sì che quest'anno si colorasse di un colore, diciamo, europeo, internazionale la nostra rassegna. Come sono stati questi tulipani, professoressa Anna Maria?
I tulipani, metaforicamente parlando, in piena fioritura. In piena fioritura. Abbiamo avuto ospiti dall'Olanda appunto per una settimana intera, hanno conosciuto e suonato fianco a fianco insieme ai giovani musicisti di Agrigento, l'orchestra scolastica dell'Esseneto, anche del Liceo Musicale Majorana e l'orchestra interscolastica. È stata una settimana ricchissima. Bene, parleremo allora di questo progetto, che siamo arrivati a che 14ª? 14ª edizione di Euterpe. Quindi diciamo che Euterpe insomma già va avanti spedito e sicuramente con tantissimo successo. E Panathlon è un club service di sportivi? Sì, o di amanti dello sport? Amanti dello sport, quindi ex sportivi. E noi siamo appunto persone che ci impegniamo per tutto quello che è possibile fare per migliorare la pratica dello sport nella nostra città. Ci siamo occupati e ci occupiamo sempre di impianti sportivi, che è sempre stato il nostro punto debole. Abbiamo avuto tantissimi impianti che con l'amministrazione attuale e quindi con le scelte dell'amministrazione attuale sono stati consegnati a dei privati che hanno speso i loro soldi per riattivarli. Bene, parleremo delle iniziative che voi avete in cantiere, anzi in cantiere forse ci dovremmo stare pure noi ingegneri, nel senso che dobbiamo continuare a fare sport, no? Certo. Sicuramente. Qual è il tuo sport? Ma io mi sono occupato molto di pallamano, sono stato e sono ancora il presidente della pallamano con una squadra in Serie A2 con atleti tutti locali, e quindi questo è un vanto per Agrigento. Io ero un velocista, insomma, non si direbbe, però anch'io ho fatto la mia bella figura ai tempi del liceo. Consentitemi una cosa, noi abbiamo sempre sognato un campo coperto ad Agrigento che non abbiamo mai avuto, è da 40 anni che aspettiamo. A quanto pare ci siamo, ed è la palestra distrettuale di via Ugo La Malfa, che se tutto va bene dovrebbe essere inaugurata entro il mese di luglio. Questo è, diciamo, quello che ha dichiarato il nostro sindaco. Bene, proseguiremo poi con affrontare altre argomentazioni di Panathlon. Passiamo a questa parte del nostro studio con Antonella Monreale e Giovanna Dominici. Dicevamo questo progetto che si chiama Love More Festival. Lo presentiamo così subito, sì, per conoscerlo. Giovanna. Spieghiamo cos'è questo progetto. Sì, è sì. Un progetto importante. Un primo assaggio. Sì, ecco. una sintesi, insomma, è un progetto importante, come dicevo, perché coadiuva lo sviluppo e la promozione della cultura europea attraverso giovani artisti emergenti. Quindi non soltanto darà a questi giovani artisti una vera chance professionale, ma anche la possibilità di un confronto appunto tra questi giovani artisti, in modo da determinare un arricchimento che sia non soltanto professionale ma anche umano. Antonella, cosa allora? Andate in giro per le varie regioni a cercare questi talenti? Sì, sono 4 regioni, la Sicilia, la Puglia, Lazio, Toscana. E si è aggiunto stamattina pure la Liguria e poi uno stato europeo che è la Spagna. Cerchiamo 5 artisti a livello di musicisti e poi 5 scrittori. Dopodiché ci sarà una selezione finale a Roma, all'Auditorium di Roma ad ottobre, in cui ognuno di loro potrà portare finalmente qualcosa che magari aveva messo nel cassetto e che magari non credeva di riuscire a portarlo in giro. Bene, poi parleremo anche di questo percorso, di come si articoleranno le vostre audizioni o comunque il vostro andare in giro per le regioni in cerca di talenti. Dottore Crapanzano, la riabilitazione, mannaggia alla mia caviglia, ce n'ho tantissimo bisogno. La riabilitazione credo che sia una delle unità operative più importanti in un ospedale, no? Perché è il percorso per riportarti com'eri, insomma, ecco, diciamo così. È una delle unità operative sostanzialmente nuove disponibili nell'ospedale di Agrigento, anche se storicamente ce n'è sempre più bisogno effettivamente su tutto il territorio nazionale. Ci si augura che effettivamente possa crescere quella che è l'attività dell'unità operativa per quanto compete noi, ma anche quello che è, diciamo, il servizio che si riesce a dare a tutta quanta la popolazione. In riabilitazione parliamo soltanto, insomma, di eventi traumatici, di fratture che interessano anche altre patologie? La riabilitazione è
più che altro un concetto che abbraccia tutta quella che è la disabilità, quindi ci si può rivolgere in generale a disabilità che possono essere motorie, quindi anche di natura ortopedica, ma anche di natura neurologica, visto che le lesioni di tipo neurologico sono quelle che producono più spesso disabilità a lungo-medio termine, e allo stesso tempo anche disabilità di diverse nature, che possono essere in parte non soltanto di tipo motorie, ma anche comunicative, da lì alcuni aspetti anche di tipo sensoriali, nel caso in cui ad esempio si abbiano delle disabilità legate a, mi rivolgo ad aspetti particolari, quali ad esempio le ipovisioni o ancora disturbi uditivi o ancora problemi di postura, visto che fortunatamente nella nostra unità operativa ci sono delle possibili risposte, alcune molte delle quali innovative, che consentono di allargare, tra virgolette, la visione a questi tipi di problemi. Bene, poi so che state preparando uno screening, insomma, sì. Ne parleremo e approfondiremo anche questo argomento. Conosciamo adesso Alessandra Fiaccabrino, dicevo nel difficile ruolo, dico difficile perché anch'io ho avuto la sventura di fare per 2 anni l'assessore al comune di Favara, quindi so che cosa vuol dire amministrare i propri concittadini, bilancio e tributi. Quando è iniziata questo impegno? A novembre del 2017, quindi sono adesso 6 mesi. Qui l'arduo compito è assessore al bilancio, ma anche assessore ai tributi. Vabbè, insomma, le entrate e le uscite e bisogna far quadrare un po' tutto. No? Purtroppo il tasso di evasione è veramente alto, quindi diventa difficile riuscire a far quadrare i numeri. E poi so insomma anche della diminuzione dei trasferimenti di Stato e Regione che... Quelli ormai sono ridotti ai minimi termini. Praticamente è difficilissimo fare un bilancio. Quando arriva qualcosa è sempre, appare come un grande traguardo, quando in realtà è una mollichina in proporzione a quelle che sono le esigenze del settore. Avete già fatto il bilancio di previsione 2018? Ci stiamo lavorando. State lavorando? Siamo in piena operatività. In piena operatività. Sì. E ancora la conosciamo già da tanto tempo, ospite fissa almeno un paio di volte durante la stagionalità, Antonella Gallo Carrabba, il centro antiviolenza Telefono Aiuto. Il primo appuntamento è sempre quello di fare un punto della situazione rispetto a quando ci eravamo visti l'ultima volta, Antonella. Sì, come sempre il centro antiviolenza Telefono Aiuto continua a ricevere le chiamate delle donne vittime di violenza e non solo, perché ricordo che il centro antiviolenza è aperto alla famiglia che vive il disagio del maltrattamento e della violenza. Sono tante le donne che in questi anni si sono rivolti, sono 14 anni ormai che Telefono Aiuto esiste ad Agrigento e lavora in tutta la provincia. E con mio grande però piacere è il fatto che molte donne chiamano per essere ascoltate, chiamano per raccontare e soprattutto per farsi aiutare, quindi finalmente abbiamo rotto questo tabù. Il silenzio non è più della donna vittima di violenza, ma cerca sempre di un aiuto, di essere ascoltata e comunque il vostro lavoro è sicuramente importante, che ha contribuito anche a far uscire dalla paura, ecco, a far superare la paura le donne, perché in voi hanno poi un aiuto concreto dal punto di vista legale e tutto quello che è il percorso da seguire. Sì, infatti al centro antiviolenza, a differenza di un'associazione, ci sono tante professionalità. C'è l'assistente sociale, c'è la psicologa, c'è lo staff legale, c'è l'educatrice, ci sono tutta una serie di professionalità che hanno l'obiettivo appunto quello di aiutare la donna in tutte le sue sfaccettature del problema, quindi la aiutiamo innanzitutto prima a raccontare, a prendere consapevolezza di essere vittima di violenza, perché questa è la parte forse ancora più difficile, poi la accompagniamo se è il caso anche nel momento della denuncia, quindi la consapevolezza di uscire fuori dalla violenza significa anche porre fine a questo sistema di vita, a questa famiglia che non è più una famiglia normale come crede, ma è una famiglia che invece ha bisogno multiproblematica. E quindi ultimamente ci siamo anche allargati a delle attività anche con i figli minori, proprio perché anche loro sono vittime inconsapevoli molto spesso di quello che è il maltrattamento all'interno della famiglia, sono vittime di violenza assistita. E se mi passi anche una battuta, che poi battuta non è, ogni tanto vediamo che c'è anche qualche maltrattamento maschile, insomma, nel senso che anche noi subiamo qualcosa, nel senso di dire che...
Ci sono stati l'evoluzione. nel corso di questi anni molti sono stati anche degli uomini che si sono rivolti al centro antiviolenza anche per dire la loro su quella che è il momento in cui c'è il divorzio, per esempio, la separazione tra i coniugi, e molto spesso il problema della violenza viene fuori, ma a volte gelato da altre problematiche, oppure da questi uomini che poi ad un certo punto si ritrovano, da che hanno una famiglia e credono di avere una famiglia, si ritrovano ad essere soli, senza figli, e quindi anche questo magari può essere motivo per far scattare delle rabbia, e quindi anche loro hanno bisogno, e quando lo ritengono opportuno, hanno chiesto l'aiuto anche per contenere questo stato d'animo, questi problemi. Bene, poi parleremo anche di questo vostro progetto. Abbiamo visto delle immagini della conferenza stampa di presentazione dei corsi riservati a diverse professionalità. Ne parleremo dopo, perché vorrei ritornare alle Euterpe. Dicevamo 14 anni di festa della musica, possiamo dire questo, professoressa Van der Pol? Sì, si tratta di una rassegna musicale, rassegna e allo stesso tempo anche concorso, che c'è una giuria che ascolta formazione musicali delle scuole medie ad indirizzo musicale, scuole secondarie di primo grado si usa dire adesso, dove i ragazzi imparano a suonare uno strumento musicale, e già da 14 anni queste scuole si incontrano ad Agrigento e negli ultimi anni proprio nel cuore della Valle dei Templi per confrontarsi, per ascoltarsi, per farsi ascoltare, ma soprattutto per suonare, per dimostrare ciò che hanno imparato in una cornice sociale e musicale allo stesso tempo. Scuola di indirizzo musicale vuol dire che magari gli alunni che vengono qua vogliono intraprendere la professione di musicisti, Stefano? Sì, allora quando è entrata in ordinamento l'indirizzo musicale, perché l'indirizzo musicale o lo studio dello strumento è una materia come tutte le altre, cioè significa che è soggetta a valutazione a scuola, che in sede di esame di colloquio interdisciplinare finale è previsto una prova di strumento, quindi diventa una materia come tutte le altre. Chiaramente, essendo inserita in un segmento di istruzione obbligatoria, ha questo duplice aspetto lo studio, che è quello di contribuire assieme alle altre materie alla formazione dell'alunno nella sua complessità, e nello stesso tempo cercare di trovare e di formare anche le eccellenze. Ne hai trovate in questi 14 anni? Sì, assolutamente sì. Allora, stamattina per esempio noi abbiamo avuto una rappresentanza di alunni provenienti da Canicattì, dalla scuola Rapisardi, ex Pirandello, che hanno presentato una rappresentanza di ragazzi dei vari strumenti e che hanno suonato veramente bene. Trattasi anche di ragazzi che hanno iniziato gli studi a scuola, quindi in prima media, e noi già avevamo dei ragazzini di prima, di seconda e di terza media che hanno fatto delle esecuzioni veramente pregevoli, e quindi questo è molto importante. Parliamo un po' di questo 14° anno di Euterpe, quando sono state le scuole che hanno partecipato, la varietà insomma dell'offerta concorso ed esibizione. Sì, allora noi fin dall'inizio abbiamo provato a dare un'impronta diversa o comunque la nostra impronta, che è quella di evitare che questo possa diventare qualcosa di competitivo, perché noi lo riteniamo sbagliato per la formazione dei ragazzi. Noi diciamo sempre che ai nostri ragazzi di dare il massimo di quello che si può dare. Il confronto esiste perché c'è la possibilità di arricchirsi ascoltando gli altri e facendosi ascoltare. Quindi abbiamo tenuto a mantenere questa formula proprio per evitare che diventasse qualcosa di fortemente competitivo, perché riteniamo che qualche volta si esagera con la competizione. La competizione è bella, ma bisogna... Il fatto di vincere potrebbe anche stimolare, no? Sì, ma infatti c'è pure questa, però deve essere una cosa mitigata, perché noi sosteniamo che ognuno di noi attraversa anche le scuole, abbiamo diverse scuole che ritornano e si presentano sempre in maniera diversa, perché tutto è mutevole, cambiano i ragazzi, cambiano il periodo, cambia l'atmosfera, quindi anche la stessa scuola con gli stessi insegnanti produce nel corso degli anni un certo livello artistico e magari può aumentare, può anche diminuire, quindi per rientrare nella relatività.
Quindi noi abbiamo dato questa impronta, e soprattutto noi non attribuiamo in maniera sbrigativa un primo, un secondo, un terzo posto, ma la Commissione si sforza di raccogliere le peculiarità delle varie scuole, perché ogni scuola ha le proprie caratteristiche, ragazzi, e quindi c'è sempre un giudizio motivato, o comunque è un'osservazione, un sottolineare quello che ha colpito la Commissione, che è un pochettino più difficile, perché uno dice primo, secondo e terzo posto e finisce tutto lì. Invece no, c'è lo sforzo di cercare di mettere risalto e di valorizzare ciò che i ragazzi fanno, che è normalmente quello che si fa in sede di valutazione anche a scuola, e noi lo mettiamo in pratica con la musica. Professoressa Van der Poel, i ragazzi olandesi erano ospiti o erano concorrenti anche loro? Ospiti. Quindi allora possiamo parlare direttamente di loro, ecco, senza magari influenzare il giudizio della giuria. Che cosa è che ha colpito di più? O c'è una differenza di stile, una differenza di studio tra le scuole siciliane e quelle olandesi? Senz'altro c'è una grandissima differenza, già a partire dall'età in cui in Olanda e nel resto dell'Europa si inizia a studiare uno strumento musicale. Dicevamo prima con alcuni ospiti, in Olanda già a 5 anni la domanda non è: vuoi suonare uno strumento musicale? Cioè, quale strumento ti piace? Perché tutti a giovanissima età come attività normale suonano uno strumento musicale, giocano a calcetto e vanno in bicicletta, è assolutamente normale. E quindi quando si arriva a formare intorno a 10-12 anni un'orchestra con questi ragazzi, viene fuori facilmente un'orchestra sinfonica di altissimo livello, e l'orchestra che è stata qua ad Agrigento, un'orchestra giovanile di ragazzi tra i 12 e i 16 anni, quindi età media bassa, livello artistico altissimo. C'è una certa prevalenza di strumenti, diversificazione, oppure no? Diciamo, gli strumenti poi che compongono l'orchestra devono equilibrare, no? È normale che sono più a portata di mano strumenti come dire più comuni, come anche il flauto, il clarinetto, il pianoforte, il violino molto popolare nel resto dell'Europa, però quando questi giovani ragazzi hanno il desiderio di entrare a fare parte di un'orchestra sinfonica, e in tutte le grandi città ci sono più orchestre sinfoniche giovanili, allora si trovano a dover scegliere lo strumento che più gli dà l'opportunità di entrare, e mentre nell'orchestra ci sono 20, 30, 40 violini, il fagotto spesso manca, e quindi ecco la scelta per uno strumento a volte anche un po' meno comune, allora, ecco, il corno francese, l'oboe o il fagotto in quel caso c'è. Infatti l'orchestra giovanile che è stato qua ad Agrigento è una delle 2 orchestre giovanili della città di Laia, conta 80 elementi tra i 12 e i 16 anni, ed è un'orchestra sinfonica completa, compreso di 3 tromboni, 5 contrabbassi, 12 violoncelli, 1 oboe, 2 fagotti. E scommetto che sono stati anche bravi. Magari lasciamo ascoltare al momento opportuno anche i telespettatori. Sì, so che avete portato dei contributi musicali, Stefano, sì, è proprio il primo che abbiamo preparato? Sì, possiamo direttamente proporre il primo contributo musicale che ci dà la possibilità di ascoltare un brano classico, e quindi non è una riduzione, ma è eseguito, diciamo così, come l'ha scritto l'autore Dvorak, che è una danza che tra l'altro non è per niente facile, e loro riescono ad affrontarle veramente con lo spirito giusto. Teniamo conto che poi sono ancora più bravi perché sono all'aperto, diciamo che non è cosa facile. Certo. Bene, allora gli amici ospiti olandesi di Euterpe per noi.
Bene, sono stati bravi sicuramente, però non hanno i templi, quindi noi gli abbiamo dato anche la location che ha sicuramente arricchito la loro esibizione. Allora, continuiamo. Ingegnere Napoli, dicevamo Panathlon, promozione dello sport, ma anche ricerca dei luoghi dove fare questo sport, palestre, anche campi sportivi, l'impegno di Panathlon. Sì, noi in realtà non cerchiamo gli impianti sportivi, cerchiamo solamente di dare un supporto quindi alle istituzioni che dovrebbero garantire a tutti lo svolgimento degli sport, specialmente a livello scolastico. Noi diciamo su questo siamo stati sempre pronti a collaborare con le istituzioni, quindi con i vari comuni, e abbiamo elaborato la carta dei diritti dei ragazzi a fare sport, ed è questo diciamo è fondante per noi. Abbiamo elaborato pure la carta dei doveri dei genitori per far fare sport ai loro figli, e poi ci occupiamo tanto di fair play, cioè noi individuiamo nelle varie manifestazioni il gesto sportivo che diciamo configura anche nella piena collaborazione e rispetto delle regole sportive. Quindi noi siamo presenti e andiamo a premiare in alcune manifestazioni il gesto atletico e sportivo. Siamo stati il 4 marzo a San Leone nella mezza maratona della Concordia, e mi piace ricordare che abbiamo premiato con una targa, la targa Fair Play del Panathlon, un gruppo di atleti ginnasti che sono partiti tutti insieme per la maratona, tutti con lo stesso completino, senza avere diciamo, la voglia di vincere la gara, però sono partiti insieme e sono tornati e sono arrivati insieme, quindi questo è un gesto atletico che abbiamo voluto premiare con la targa Fair Play. E poi so insomma del vostro impegno anche per la palestra che c'è insomma qui. Sì, l'impegno quello è più che altro è personale, perché è un sogno che ho da tanto tempo io, e prima di me c'era mio padre, molti sportivi per tantissimi anni abbiamo visto soltanto quel mezzo tetto che era aperto, che era chiuso, non si capiva bene. Sì, questo è stato secondo me un errore che è stato commesso da chi ha condotto questi lavori. Cioè, quando si fa la copertura, io sono anche un ingegnere, quindi capisco proprio esattamente l'errore che è stato commesso. Quando si fa una copertura la devi fare completamente, se no non la fare. Lì in realtà sono state messe le travi in legno, quindi poi è stato messo questo tavolato senza nessuna copertura, quindi le varie piogge che sono succedute alternandosi con il sole hanno prodotto proprio dei danni irreparabili al tavolato continuo. Comunque a parte questo io sono contento che questa struttura dopo 40 anni, ripeto 40 anni, finalmente si completa, e gli agrigentini, sia che fanno pallamano, fanno anche pallacanestro, quindi altri sport, possono veramente usufruirne, perché è importante fare sport, così come la musica è importante perché aiuta a crescere, però ricordiamo che lo sport aiuta a crescere. Quindi i nostri ragazzi praticando sport crescono meglio e facendo sport stando lontano da altri problemi che conosciamo ben tutti. Immagini che lo spazio che c'è a Villa Seta, insomma, invece di rimanere così erbaccia alta, fosse uno stadio di atletica a tutti gli effetti. Perfetto. Io mi ricordo, credo era 79 o 80, che c'è stata l'inaugurazione e poi... Sì, si è inaugurato e poi si è abbandonato. E poi c'è stata l'erba. Anche lì, diciamo, l'anno scorso... Quanti mancati atleti, potremmo avere veramente dei grandi campioni, se uno c'ha il luogo dove andare ad allenarsi, insomma, a trovare... Diciamo che tra le fila del Panathlon c'è per esempio Lillo Scordino, non so chi di voi lo conosce, no? È un pentatleta, lui diciamo l'ho premiato anche come campione campione d'Italia over 60, di categoria over 60, e diciamo che partecipa attivamente a tutte le gare nazionali. Abbiamo anche la lanciatrice di Giavellotto che va anche, ad allenarsi non so dove, in campagna, che purtroppo non si allena qua ad Agrigento per mancanza di impianti, quindi si è iscritta con una società credo di Catania
che le consente di fare con tanti sacrifici proprio la sua attività, il suo sport proprio amato. Non molliamo però, ingegnere. No, assolutamente, siamo qua. Bene, a proposito di non mollare, il telefono aiuto, abbiamo visto prima anche nelle immagini che ci ha mandato la regia, sta promuovendo questi corsi che sono destinati alle diverse professioni per formare che cosa, Antonella? Allora, il giorno 19 c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei corsi di formazione, che è un progetto dell'ASPE finanziato dall'assessorato alla sanità, e il telefono aiuto collabora con l'ASPE nella formazione. Sono 30 corsi, faremo 30 corsi divisi in 3 moduli. Di 3 pomeriggi, dove cercheremo di dare un approccio integrato su quella che è la violenza di genere, la violenza in famiglia soprattutto, cercando di guardare questo fenomeno da più parti possibili. Quindi ci sarà l'area legale, ci sarà la parte psicologica, la parte sociale, io mi occuperò della parte sociale, cercheremo di dare tutti insieme, io insieme a tutti gli altri formatori, un approccio integrato per tutti quelli che ogni giorno possono avere un rapporto con la vittima di violenza. E chi sono? Sono psicologi, sono assistenti sociali, sono gli avvocati, sono gli operatori delle forze dell'ordine, sono gli operatori sociali in genere, sono comunque tutti coloro che in un certo momento della loro giornata possono trovarsi di fronte a una donna vittima di violenza, e sappiamo benissimo che quando la donna decide di raccontare, chiede aiuto, ha bisogno di trovare dall'altra parte un operatore in grado di dare una risposta concreta e immediata. E quindi soprattutto l'obiettivo anche del corso è quello anche di condividere le prassi operative. Io credo che una cosa fondamentale sia veramente il dopo, che l'operatore dice pronto, nell'ascoltare e nell'usare le parole giuste proprio ai primi momenti. Sì, infatti. Questa empatia deve essere proprio immediata, altrimenti forse il feeling non lega poi. Sì, quello deve essere immediato. Appunto il telefono aiuto al suo interno tra gli operatori ha pure 2 operatrici d'accoglienza. Sono 2 operatrici specializzate proprio nell'ascolto al telefono, perché ascoltare e comunque parlare attraverso il telefono risulta molto difficile rispetto a quando ci si è di fronte, perché la mimica facciale ci può aiutare magari a capire l'altro cosa ha bisogno, come dobbiamo anche calibrare il nostro intervento. In quel caso serve molto capire il tono della voce, l'empatia, soprattutto quello che si trasmette attraverso anche semplicemente saper ascoltare il silenzio di questa donna. La finalità dei corsi è anche indirizzata in questo? Sì, anche questo. E quindi questi corsi, che già abbiamo finito il primo corso con i docenti di 2 istituti comprensivi della nostra città, già abbiamo finito lunedì e già giovedì, già domani cominciamo con il secondo, quindi praticamente ogni settimana. Poi avremo gli avvocati nel mese di luglio, gli assistenti sociali, cercheremo poi le forze dell'ordine, proprio perché dobbiamo lavorare insieme, perché l'obiettivo poi finale di questi corsi e comunque di tutte le attività formative portate avanti in questi anni da telefono aiuto è quello di creare una rete operativa fatta di persone. Cioè le reti, fare protocolli molto spesso significa siglare con delle firme che poi rimane tutto sulla carta. In realtà invece telefono aiuto in questi anni ha voluto andare oltre, quello cioè di andare fare in rete tra persone, quindi l'operatore deve conoscere l'altro operatore, affiancarsi, lavorare insieme, perché solo lavorando insieme, condividendo la stessa modalità di lavoro, possiamo raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di aiutare la donna molto spesso a salvarle la vita, non solo fisica ma soprattutto psicologica, che quello è fondamentale. Bene, questo lavoro credo che sia importante, poi insomma, la grande esperienza del telefono aiuto è sicuramente di ausilio all'ASPE per questa formazione. Ritorniamo all'assessore Fiaccabrino. Dicevamo la grande difficoltà non solo di Palma ma un po' di tutti i comuni nel cercare di far quadrare i conti. Ma la difficoltà nella riscossione dei tributi è perché ci sono i furbetti che non vogliono pagare o che in realtà
non ci sono i soldi per pagarle queste questa bollette? è un'ottima domanda, però dovremmo riuscire a trovare quella parte di denaro se pretendiamo anche di avere servizi, perché è giusto averli, è necessario anche contribuire alla spesa pubblica. È alto l'indice di evasione? Sì, tanto. Preferisco non dire le percentuali perché le conosco perfettamente e quindi mi astengo dalla risposta precisa. Ma questo comporta poi anche una ricaduta, insomma, lei non lo dico io, per esempio, Favara con il fatto di non avere principalmente la riscossione dei tributi che grava poi sul bilancio, grava oggi, grava domani, siamo arrivati in dissesto finanziario. È una domanda molto anche tecnica, devo dire che è anche difficile, perché i tributi sono il vero spinterogeno dell'operazione. Anche perché il servizio deve pagare alle ditte che lo svolgono. Noi ci ritroviamo ad avere dei debiti certi, ma dei crediti incerti. Quindi adesso abbiamo fatto anche un protocollo d'intesa con la Camera dei Tributaristi di Agrigento, che è una linea mediatica sostanzialmente con i concittadini, che diamo la possibilità, piuttosto che impugnare direttamente eventuali cartelle o eventuali tributi, aprire questa linea di dialogo, che se c'è effettivamente una colpa da parte dell'ente locale, annullarlo, oppure effettivamente trovare quel giusto modo per farli pagare anche tramite delle retenzioni. Si potrebbe fare, non so se magari è previsto, per il momento c'è di nuovo la pubblicità in campo nazionale di rottamare le cartelle, quindi non pagare. La rottamazione a livello comunale si potrebbe anche adottare questo? In modo diretto non si può fare, quindi per forza dobbiamo passare da quelli che sono gli enti di riscossione, quindi da Riscossione Sicilia. Il bilancio, dicevamo, difficoltà, minori trasferimenti di Stato e Regione che negli anni si sono forse più che dimezzati. No, ormai si sono decimati, preferisco dire. L'autonomia economica anche del Comune? L'autonomia del Comune ormai proviene da quelli che sono l'ufficio tecnico e dai tributi, quelli sono il vero motore attivo del bilancio, però ci ritroviamo da un lato con un ufficio tecnico che si trova contro abusivismo, contro delle concessioni edilizie che non possono essere rilasciate e quindi di conseguenza non incassare, dall'altra parte dei tributi. E che fa, chiudiamo? No, dobbiamo trovare la giusta linea mediatica per avere i giusti servizi, ma allo stesso tempo far quadrare i conti di bilancio. Ma ci rimproverano spesso che noi abbiamo la possibilità di attingere a fondi europei, a noi oggi trasferimenti da parte dell'Europa in vari campi, invece non la utilizziamo questa noi stiamo puntando su questo tipo di approvvigionamento, però quelli seguono una linea anche molto più lunga. Qui le esigenze sono più rigida, credo pure. Ma qui le esigenze sono nel breve termine. Oggi tutti i bandi che sono usciti abbiamo avuto la possibilità di partecipare attivamente e qualcuno ce lo siamo anche aggiudicato tramite la partecipazione attiva anche di parte di consiglieri. Siamo una macchina, un team organizzativo giovane, però che si adopera al meglio per avere nel nostro piccolo. Non miriamo a grandi cose perché non possiamo auspicare a quelle, però speriamo di trovare quella piccola dose che ci possa accontentare. Diceva Assessore da novembre? Da novembre 2017. Ha già detto, ma chi me l'ha fatto fare? L'ha pensato? Più volte. Almeno l'ha pensato. Più volte, però la voglia di stare nella mia amata Palma, purché parte quello che sei dica. Il nostro contributo lo dobbiamo dare, non possiamo solo additare ogni volta e a dire le cose non vanno male. Non posso più dire ci mettiamo in prima fila anche noi. Sì. Bene, bene. No, male, nel senso che anch'io nella nostra Favara viviamo parlo della mia città, ma c'è anche Portempedo perché vive delle situazioni adesso anche Aragona. Forse anche Aragona, Pendolino ha detto che va in dissesto, e Agrigento c'è chi spinge e chi non spinge, insomma, le cose non vanno veramente bene. Proseguiamo con l'unità operativa di riabilitazione. Dicevamo la grande importanza non solo per quanto riguarda la branca traumatica o comunque di riabilitazione osteoarticolare, ma in tantissime altre specialità. Voi dicevamo state preparando o siete già in corso per questo screening del territorio? Diciamo che l'unità di riabilitazione è coinvolta nell'organizzazione di uno screening promosso da una società che si occupa di ricerca nel metabolismo osseo, che è la firma appunto, e che lunedì
scusate, che il giorno 12, sabato 12, in piazza Cavour ad Agrigento organizzerà appunto delle attività di screening in modo tale da riuscire a concentrare l'attenzione sulla patologia osteoporotica. In linea di massima l'osteoporosi è una condizione che predispone tutti i soggetti, prevalentemente le donne, soprattutto in età perimenopausale, soprattutto, in condizione di andare incontro a fratture con maggiore frequenza rispetto invece alla popolazione cosiddetta sana, e l'osteoporosi per definizione è una perdita di massa ossea. La possibilità di poter identificare i soggetti che più frequentemente rispetto ad altri vanno incontro a un maggiore rischio di frattura è il proposito appunto di questo screening, in modo tale appunto da poter poi successivamente focalizzare l'attenzione anche sull'aspetto terapeutico. Ma c'è una territorialità nell'osteoporosi? C'è, non lo so, un fattore di alimentazione? Diciamo che i fattori per sviluppare l'osteoporosi sono molteplici, sostanzialmente buona parte di questi coincidono con dei fattori di rischio che non sono modificabili, i cosiddetti fattori immodificabili appunto che sono l'età, il sesso femminile è un fattore di rischio appunto, ma altri fattori invece possono essere modificabili, tra cui lo stile di vita e alcuni aspetti di alcune patologie. Tra i fattori di rischio modificabili ad esempio c'è il fumo, la sedentarietà. Al contrario, per quanto riguarda gli immodificabili, alcuni aspetti patologici, quali ad esempio alcune patologie che comportano un maggiore rischio di caduta, si associa a un maggiore rischio di fratture e quindi eventualmente anche di osteoporosi, e ulteriormente anche la possibilità di abuso di alcuni farmaci, tra cui sicuramente i glucocorticoidi, il cortisone tipicamente noto, che comporta un maggiore fattore di rischio per sviluppare un'osteoporosi che in questo caso è definita secondaria perché occorre appunto successivamente all'assunzione di alcuni farmaci, in questo caso appunto i corticosteroidi. E questo screening è mirato a che cosa? Lo screening va a valutare grosso modo la perdita di massa ossea, cioè quanto l'osso risulta essere meno denso rispetto a una popolazione di riferimento, e quindi dà una stima del fattore di rischio. Lo stile di vita, il lavoro materialmente i parametri vengono a essere definiti come standardizzati, cioè vengono a essere presi i parametri spesso in termini di sesso ed età per la popolazione e confrontati con quella che è una popolazione sana di riferimento e che come tale presenta un fattore di rischio che è complessivamente definito come accettabile. Qualcuno che possiamo venire direttamente nel vostro punto? Materialmente sarà organizzata appunto una struttura in piazza Cavour giorno 12 in cui verrà a essere spiegata. Uno si può sottoporre a questo? Materialmente sì, e in cui effettivamente verrà spiegata quella che è la patologia osteoporotica e verranno anche spiegati quelli che sono i fattori di rischio, come poterli gestire, eventualmente identificando anche la popolazione in modo tale da poterla indirizzare anche a eventuali indagini di secondo livello, tali da approfondire se è il caso o meno di intraprendere una terapia per l'osteoporosi. Poi è noto alla popolazione che in linea di massima ad assumere il calcio e la vitamina D è un fattore di protezione per quanto riguarda l'osso di alcune patologie del metabolismo osseo. Normalmente noi siamo una terra baciata dal sole, almeno così si dice, ma nella nostra pratica clinica vediamo come la stragrande maggioranza della popolazione in realtà sia carente di vitamina D, e quindi come tale anche focalizzare l'attenzione sulla possibilità di dover integrare nella dieta la vitamina D può essere un buon campanello di allarme per ridurre il rischio di avere fratture. Qual è il migliore alimento che ci porta la vitamina D? Teoricamente il fegato di merluzzo, non credo ne mangiamo tantissimo tutti quanti, quindi in linea di massima però sostanzialmente quelli che sono gli alimenti che hanno un buon contenuto di vitamina D sono alimenti prevalentemente a contenuto oleico, quindi quello che può essere il fegato materialmente, o anche della frutta secca un buon contenuto eventualmente di vitamina D. Io credo che un bel bagno di sole ci poteva anche aiutare. Il bagno di sole potrebbe aiutare, anche se è paradossale. Io ho visitato pazienti che facevano i pescatori, anche loro erano carenti di vitamina D, quindi per definizione diciamo che in questo caso potevano essere popolazioni che vuoi per alimentazione, vuoi per esposizione al sole dovevano essere protette. In realtà mi ha colpito questo aspetto che sono loro per primi carenti, quindi oddio. E poi hai parlato anche preoccupante. Di movimento fisico, no? Quindi diciamo sicuramente sì. La salutare passeggiata, insomma, mezz'ora di passeggiata al giorno ci fa bene. Almeno la salutare passeggiata. Io sono uno che tortura i miei pazienti, nel senso che spesso e volentieri li invito e li incoraggio a fare più attività fisica e se non altro a metterli a dieta, spesso. Le due cose spesso coincidono, lo so, sono cattivo. No, è normale. Però effettivamente quello che è spingere a un più corretto stile di vita fa sentire meglio, cioè fa sentire meglio non vuol dire solo guadagnare in termini di benessere e di salute, ma anche fa stare bene
in termini di tono dell'umore, riduce l'abuso di farmaci antidepressivi perché ci fa sviluppare le sostanze definite come endorfine che ci fanno proprio stare bene. E poi io credo che anche la passeggiata o comunque la corsa, quella che si fa, crea dipendenza, no? La stessa cosa. Crea dipendenza. Se uno inizia e poi gli piace, non ne può fare a meno. Tipicamente sì, ma perché queste sostanze che ci fanno stare bene sono le stesse che tra virgolette si usano in alcuni stupefacenti. Quindi al di là della buona compagnia che ci può fare, ad esempio una buona compagnia durante una passeggiata, l'essere drogati di corsa o di attività fisica, cosa che si verifica spesso negli sportivi o comunque in chi intraprende, avendo pazienza per almeno 3 mesi una buona attività sportiva, può essere un buon viatico per uno stile di vita sano. Bene, bene. Grazie al consiglio, no, ne sono cosciente, però l'ho preso come un consiglio. Bene, buona consiglio. Ritorniamo al Lovemore Festival. Allora, Giovanna, in giro per queste regioni a fare cosa? A fare promozione? Il festival, la selezione si svolgerà in 3 fasi. La prima consiste nella promozione dell'evento in ogni regione, al quale ci si potrà iscrivere gratuitamente. Dicevamo dobbiamo essere musicisti e scrittori? Musicisti e autori. Esattamente. A selezionare 5 emergenti autori e 5 emergenti musicisti sarà una commissione preposta. La seconda fase consiste nell'organizzare un evento regionale dove verranno presentati i finalisti, ovviamente per ogni regione. Al finalista autore verrà poi associato il musicista selezionato. La terza e ultima fase si concluderà a Roma ad ottobre, a breve avremo anche la data esatta, presso l'auditorium, dove si presenteranno tutti i finalisti per ogni regione e anche finalisti spagnoli. Tu parli di autrice, di autore, ma deve essere corrispondente alla musica? Allora, per quanto riguarda gli autori non sono stati dati dei paletti letterari, quindi ci si può sbizzarrire assolutamente come si vuole e secondo il proprio estro. Mentre per quanto riguarda i musicisti può essere selezionato sia un solista o anche un gruppo musicale, esclusivamente però di musica jazz, di estrazione popolare o classica. Giovanna seguirà questo percorso, diciamo, in tutte le regioni? Sì, no? Mi è stata davvero per me un grande onore presentare questo festival. Devo ringraziare Antonella Monreale ma anche Giampiero Turco, che è il produttore e il direttore di questo evento, che appunto interesserà queste regioni italiane e coinvolgerà anche questo Stato europeo che è la Spagna, quindi io sono assolutamente onorata di essere parte integrante e attiva di questo progetto. Antonella invece si occuperà di gestire, insomma, quello che succederà in Sicilia. Avete già fatto un programma, avete già preparato degli step? Ti spiego quello che sta succedendo. A parte che è arrivato come proprio un fulmine nel ciel sereno. Come tutte le cose che fai tu. Come tutte le cose, no? Perché mi ritrovo nell'arco di 5 anni attrice, regista, scrittrice, ora direttore artistico. Evidentemente ci sono delle cose che... 5 anni la mia vita proprio... Hai fatto carriera. Ha fatto un'evoluzione alla grande. E quindi lunedì scorso mi è stato... Sì, è giusto il microfono? Allora, tanto per cambiare. No, qua a sinistra, ecco, mettiamo dritto, bene, così, tutto in diretto. Tanto per cambiare. Altrimenti poi... Praticamente lunedì scorso mi è stato dato questo incarico. Il mio compito quale sarà? Ad andare alla ricerca qua, perché io sono il direttore artistico della Sicilia. Ti dico che sabato prossimo, il 12 di maggio, saremo a Roma, perché ci sarà la presentazione ufficiale del Lovemore Festival. Quindi avrò modo di confrontarmi con tutte le altre diciamo, direttori artistici di tutte queste regioni e avremo anche modo di poter chiarire ancora meglio un po' ci sarà uno standard, uno schema da seguire. Uno schema da seguire. Sappiamo ora che cerchiamo questi artisti giovani, perché non devono superare i 35 anni. Già questo è un fatto positivo, perché chi è che per esempio no, ha questa passione, no? Stefano Teseo voleva partecipare, ma mi dispiace. Allora, niente. Stefano, sei arrivato un attimino in ritardo, ti spiego anche il perché. Ti spiego anche il perché prima di tutto questo io 53enne arrivo a scrivere dei racconti che nessuno aveva mai visto, nessuno aveva mai letto, no? Però questo produttore, che si chiama Giampiero Turco, è un signore di Roma. Il microfono si è sempre mandato, lo vogliamo aggiustare? Sì. Ecco, così. Ho sempre questi problemi, io non lo so perché. Boh, sarà... Vabbè. Non voglio dire altro. Vai. Praticamente mi ha prodotto il mio di libro, no?
perché il 26 di maggio a Roma ci sarà proprio partirà tutto quanto, per quanto mi riguarda a me personalmente, che c'era la produzione di questo libro e quindi l'uscita del libro ufficiale a Roma, al Casafè Ballet di Roma. Quindi ho 53 anni, mi arrivo a questo pure, no? Nel senso che mi producono questo libro. Dopodiché, quando è nato questo discorso libro, e quindi musica jazz, musica libera e cose varie, nasce poi questo progetto nuovo. Quindi io fino a 53 anni ero lì, ci potevo arrivare. Stefano, mi dispiace, potevi essere quello che mi accompagnava per la musica. E avevamo le tavole. Faremo un altro progetto. Facciamo e quindi, cioè, voglio dire, il 26 ci sarà proprio questa serata dedicata al mio di libro. Mentre, dal titolo? Dal titolo, vabbè, 1, 2, 3 Rintocchi di follia, che è partito come esperienza teatrale, è diventato un libro, perché quando l'abbiamo portato a Roma a dicembre, Giampiero insomma ha visto un attimino in noi qualcosa che non so, quello che siamo bravi, siete riusciti, siamo riusciti, e quindi siccome dovevamo presentare qualcosa su Pirandello, quale miglior cosa se lo portiamo, visto che ti piace un attimino scrivere, facciamo un libro. Ho detto, se sei contento tu, contenti tutti, insomma, alla fine. E loro, i ragazzi che mi accompagnano a livello teatrale, che vorrei anche nominarli, Zaira Picone, Laura Pompeo, Selene Bosco, che però per questa volta non può venire perché è in dolce attesa e quindi verrà sostituita da Veronica Daniele, il 26 saremo lì. Poi posso raccontare un piccolo o è tardi? No, vai, sì. Ti vedo così presa, insomma. No, nel senso ci fa che piacere. io sono sempre allegra, festante, no? Però ogni tanto mi prende una malinconia che io chiamo Antonelli Tacuta. E generalmente mi prende quando sono a casa la domenica e il pomeriggio, che non esco quasi mai. Scrivo delle cose, no? Chiamo lei e dico, guarda Giovanni, io questo è il mio pensiero, però non riesco a trasmetterlo. Me lo leggi per favore tu? Lei sì, giocando. Non abbiamo andiamo a nient'altro se non al gioco in quel momento. In quel momento lei lo legge, lo registro e io lo mando. E me lo rimanda. È sempre un'altra cosa. E dico, ma che cos'è? Non è quello che ho scritto io, è tutta un'altra cosa, no? Letto da lei. Sempre per gioco, eravamo in chat con Giampiero, invio a Giampiero questa cosa. Che cos'è? Una cosa nata così. Chi è? Dico Giovanna. Dai, così è Giovanna. L'indomani mattina chiama Giovanna, guarda, tu sarai la mia presentatrice. Quindi è nata così tutto da un gioco, da una voce, da un'espressione che non era assolutamente e quindi abbiamo colto l'attimo che siamo arrivati qua, che dopodomani inaspettatamente siamo a Roma e ci porterà in giro, mi auguro, per l'Europa. Vi fa sicuramente onore. Bravi, Love More Festival. Sì. Abbiamo ascoltato poco fa gli amici dell'Olanda, di questa orchestra, ma c'erano anche sicuramente ci sono gli studenti di diverse scuole agrigentine che hanno partecipato ad Euterpe. Il percorso ancora non si è concluso, professoressa? La rassegna Euterpe è attualmente in corso, durerà ancora per l'intera settimana. Quindi non possiamo dire magari se c'è qualcuno che... Ancora oggi abbiamo avuto le prime scuole che hanno partecipato a rassegna e concorso, però ancora ci sono 2 giornate piene. La premiazione avrà luogo sabato alle Case San Filippo. Abbiamo visto, dicevo, la bellissima esibizione dei ragazzi olandesi ai piedi del Tempio di Giunone, ma so che ci avete preparato anche un secondo contributo filmato per farci gustare Euterpe. Di che cosa si tratta il prossimo? Il secondo estratto musicale è un brano particolare, una tarantella siciliana che rappresenta un po' lo spirito di gemellaggio che questi ragazzi hanno condiviso con i giovani musicisti di Agrigento nella settimana che precede Euterpe. Ovviamente un gemellaggio di questo genere è stato già preparato da diversi mesi e ci interrogavamo, i vari direttori d'orchestra coinvolti, su un brano da poter studiare insieme e mettendo insieme gli 80
elementi dell'orchestra olandese, con i 40 elementi dell'orchestra del Liceo Musicale Majorana e altri 40 elementi dell'orchestra scolastica dell'Istituto Comprensivo El Seneto, si è così formato un'orchestra giovanile di 160 elementi. Povero direttore. E che cosa farli suonare? Noi direttori erano tre, infatti si sono alternati, era proprio una direzione a 6 mani. Abbiamo scelto come laboratorio orchestrale, come oggetto di studio, una tarantella siciliana, per ovvi motivi, e abbiamo cercato un autore, un compositore siciliano contemporaneo, e abbiamo scelto una tarantella intitolata Caos, non per caso, di Ruggero Mascellino. Ruggero Mascellino è compositore, nonché fisarmonicista e anche docente di musica popolare presso il Conservatorio di Musica di Palermo. Vediamo questo allora? Sì. Prego la regia di mandare in onda il secondo contributo. Li applaudiamo anche noi qui in studio, tutti insomma direttori e orchestrali. Professore Tesei, ma nella composizione di un'orchestra c'è già uno schema? Cioè, perché io vedo per esempio 10, 12, 15 violini perché cosa? Allora diciamo che l'orchestra sinfonica si basa proprio su dei numeri che sono codificati chiaramente. E sono quelli, quindi con le dovute proporzioni. Chiaramente la sezione più numerosa è quella dei violini, poi ci sono i primi, secondi e terzi violini, poi ci sono le viole, i violoncelli che completano poi i contrabbassi, e poi ci sono i fiati, quindi c'è una proporzione ben precisa. Infatti l'orchestra olandese aveva questa conformazione. Per noi chiaramente abbiamo dovuto fare poi di necessità virtù, visto che c'erano degli incroci che si vedevano anche nel filmato, perché c'erano i ragazzi olandesi in giallo, poi c'erano gli altri colori, e quindi chiaramente poi si è fatta una strumentazione specifica per l'organico, e quindi i vari direttori si sono messi d'accordo e poi è stata fatta riscritta questa tessitura musicale proprio per l'organico. Però c'è da dire che, sì, dicevi.
No, volevo aggiungere, proprio per questo organico è stato appunto arrangiato la partitura creando una nuova elaborazione certo, che i ragazzi, le 3 orchestre insieme, hanno avuto il piacere di poter eseguire per il compositore. La scorsa settimana tutte e 3 le orchestre con 5 autobus si sono recati a Palermo, dove hanno incontrato il compositore Ruggero Mascellino, una bella soddisfazione eseguendo per lui, no? Il brano e regalando lui copia della partitura rielaborato della sua composizione, che inizialmente importante era veramente Euterpe. Poi magari ci informerete sul finale e sul vincitore. Poi eventualmente ci vedremo, sarà... No, io avevo chiesto al professore Tesei di avere magari qualche ragazzo qui, però appunto siccome è in corso d'opera Euterpe, allora devono essere sul campo di battaglia. Mi posso collegare con quello che stai dicendo tu l'altra volta e con quello che diceva anche poco fa Anna Maria, perché è molto importante. Lei diceva poco fa, per esempio, la differenza che c'è con noi rispetto ai Paesi Bassi o altri paesi dove lo studio dello strumento inizia molto prima rispetto a noi. I nostri ragazzi iniziano a scuola in prima media. Quest'anno, ricollegandoci, abbiamo fatto una riunione che di solito facciamo noi insegnanti di strumento musicale di Agrigento, e tra le altre cose abbiamo deciso di portare avanti alcune proposte. Una tra queste è quella di offrire ai ragazzi un appuntamento costante a Target. È stato il direttore che ha detto: facciamo questo protocollo in modo che questi ragazzi possano trovare all'interno della nostra trasmissione in maniera sistematica e programmata uno spazio proprio per, come dicevo prima, anche lo stimolo che noi abbiamo cominciato a fare. Tu lo sai benissimo, più volte ho portato dei ragazzi, ma il prossimo anno poi lo faremo in maniera più sistematica. In maniera proprio un altro importante progetto che culminerà sempre nella settimana di Euterpe è che il prossimo anno, insieme con il provveditorato e con i dirigenti scolastici delle scuole di indirizzo musicale, proporremo una sperimentazione per l'inserimento durante il corso dell'anno dello strumento musicale nel settore della scuola elementare, quindi della scuola primaria, che è fondamentale, perché noi riconosciamo che quello è qualcosa che ci manca e che fa la differenza, come diceva giustamente Anna, perché i ragazzi arrivano già preparati. Quindi il prossimo anno inizieremo questa sperimentazione, quindi in tutta la provincia dove ci sono le scuole di indirizzo musicale sarà data la possibilità ai ragazzi della scuola primaria di imparare a suonare uno strumento. Il tutto culminerà, se tutto andrà bene, con un'esecuzione a Euterpe per il prossimo anno, quindi già stiamo preparando il prossimo anno, con un'orchestra di tutti i ragazzi della scuola primaria della provincia, e faremo qualcosa di analogo, cioè costruiremo una partitura alla quale parteciperanno tutti i ragazzi. Sempre ad Euterpe. I nostri ospiti hanno qualche dimestichezza con gli strumenti musicali? Niente? No, purtroppo Tonella, niente? Mi manca. Ti manca? Dottore? Passo. Assessore? Passo. Tonella? Niente. Ingegnere? Personalmente no. Il microfono. I miei figli sì, però. Sì, io... E proprio perché non c'era la musica alla scuola elementare. Ai nostri tempi si poteva fare sicuramente. Però l'ingegnere Napoli è amante della palla a mano, oltre al Panathlon. Facci un po' il quadro del 2018 palla a mano Agrigento. Sì, allora il campionato si è appena concluso, diciamo che in Serie A2, quindi un campionato assolutamente a livello regionale, noi ci siamo classificati con elementi tutti locali, quindi quindi abbiamo mantenuto l'iscrizione per l'anno prossimo, quindi non sapremo diciamo, se parteciperemo, perché i ragazzi purtroppo a differenza di noi ora sono tutti impegnati, c'è chi lavora, c'è chi studia, quindi dovremmo verificare proprio la disponibilità dei più grandi, fare l'organico dei più grandi, ma nel frattempo noi stiamo lavorando benissimo nelle scuole, quindi con i piccoli, perché ogni sport, e quindi anche la palla a mano, ha un futuro se si lavora nelle scuole elementari e medie, quindi perché dobbiamo assicurare un ricambio generazionale a chi purtroppo poi si mette nel mondo del lavoro oppure anche all'università, e quindi non può più seguire la nostra società. No, volevo dire che poco fa che io non ho avuto la fortuna di imparare uno strumento, però per fortuna ho i miei figli che sono tutti
impegnati nella musica, Anna Maria lo sa. Quindi diciamo che in famiglia allora c'è qualcosa. Stanno seguendo, sì. Antonella, dicevamo l'impegno per i corsi professionali, ma adesso c'è la dichiarazione del reddito, insomma, dai, un po' di pubblicità la possiamo fare, che dici? Sì, e come ogni anno approfitto anche di questa trasmissione per ricordare che c'è la possibilità di donare il 5 per 1000 all'associazione del telefono aiuto per sostenere le attività di telefono aiuto con appunto la dichiarazione del reddito, semplicemente mettendo il codice fiscale dell'associazione potete dare un aiuto alla nostra attività, proprio perché noi nasciamo come associazione di volontariato e cerchiamo di sopperire a quelle che sono molto spesso la mancanza di fondi proprio tramite il 5 per 1000 per sostenere l'attività, che si basa molto spesso nel pagare anche la bolletta del numero verde, perché io ricordo che il telefono aiuto da sempre ha un numero verde 800 961 931 che ricordo a chi volesse chiamare, che è completamente gratuito, proprio perché ricordo che una delle maggiori difficoltà delle donne che vivono questo dramma all'interno della loro casa è la violenza economica, quindi ci sono molte donne che effettivamente non hanno i soldi per addirittura venire da noi perché non hanno i soldi per prendere il pullman, se si tratta di donne che vivono nei paesi limitrofi, e quindi molto spesso chiamare a un numero verde, avere la possibilità di chiamare gratuitamente, quindi il numero tutto a nostro carico, per loro è importante. Certo, il 5 per 1000 vi può aiutare anche per questo, vediamo lì il vostro codice fiscale. Assessore Fiaccabrino, allora che possiamo dire agli abitanti di Palma? Innanzitutto pagate dobbiamo le tasse, sensibilizzare, no? Al pagare le tasse, che così riusciamo ad avere. Ma sono sporcazioni come quelle di Agrigento che buttano la spazzatura un po' dovunque? Ognuno ha le sue colpe, in modo proporzionale. Voi fate già la differenziata, fate già la differenziata a breve. Inizierete. E invece come attività amministrativa la Giunta ha in programma qualcosa di specifico per quest'estate, dice? Sì. Per quest'estate stiamo cercando di... Noi non abbiamo il porto. Anche perché non è che c'è solo le tasse, c'è anche un po' di la parte bella, divertimento, la parte bella c'è pure. No, adesso stiamo partendo con un master fotografico che cercherà di dare visibilità a quelli che sono i posti belli di Palma. Poi nel periodo estivo abbiamo la nostra dorata Marina di Palma, che ha una costa molto bella, ha come grande lacuna la carenza del porto, che speriamo un giorno un progetto europeo, un finanziamento europeo ci dia la possibilità di realizzare, e poi partiremo con tutte le iniziative solite estive che saranno momento di aggregazione. Bilancio permettente. Ma se siamo parsimoniosi riusciamo anche a divertirci. Bene, allora sì, abbiamo quasi un po' consumato tutto il nostro tempo a disposizione, credo che sia stata una bella puntata, variegata, abbiamo parlato, comunque abbiamo accennato di tanti argomenti, capisco che le vostre argomentazioni forse hanno bisogno di più tempo, di essere ampliate, però insomma noi le abbiamo anche fatte conoscere, in certi casi abbiamo solo accennato. E come tradizione di Target, nel salutare i miei ospiti, nel ringraziarli della loro presenza, chiedo di farlo in maniera un po' diversa, insomma con un pensiero, con una frase, con un buon proposito, ma anche con un buon auspicio in relazione a quelle che sono le vostre professioni, sempre naturalmente in maniera positiva, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno. Grazie ad Antonella Monreale, auguri per Love More Festival, lei è direttrice artistica per la Sicilia. Antonella. Io direi ai ragazzi, voglio fare un monito ai ragazzi, credeteci, noi ci abbiamo creduto, siamo arrivati qua. Perché non farlo pure, fatelo pure voi, sono a disposizione, magari darò il mio numero, la mia email. Ormai con i social network si trova subito. Voglio dire, proviamoci, provateci e vediamo un po' se ci vediamo a Roma tutti assieme, dei bei siciliani a Roma non sarebbe male, insomma. A presentare questo evento, come dicevamo, è Giovanna Dominici, grazie della presenza Giovanna. Grazie a voi, io auspico davvero che molti artisti, soprattutto del sud, che finora non hanno avuto la possibilità di emergere, attraverso questo evento possano far valere e far vedere il loro talento. Grazie al dottor Fausto Crapanzano e il suo lavoro nell'unità operativa di riabilitazione dell'ospedale di Agrigento. Io saluto tutti i telespettatori
in tema di osteoporosi l'invito a non mollare l'osso sotto Grazie e buon lavoro ad Alessandra Fiaccabrino, assessore al Comune di Palma di Montechiaro. Grazie, io spero che la prossima volta possa dire che grazie ai risparmi ottenuti dalla raccolta differenziata e grazie al pagamento delle tasse da parte dei cittadini possiamo non badare a spese. Grazie ad Antonella Gallo Carrabba del coordinamento Centro Antiviolenza Telefono Aiuto. Io come sempre ricordo il numero di telefono aiuto che è 0922 22 922 proprio, e ricordo alle donne che possono chiamare anche in maniera anonima purché chiamino, parlino e finalmente trovino il coraggio di uscire dalla violenza. Grazie a Filippo Napoli, presidente del Panathlon Agrigento. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Devo dire, lo sport è vita, quindi mi auguro che sempre più i giovani possano praticarlo come vogliono. Ecco. Grazie a Anna Maria Van der Poel del Comitato Tecnico Euterpe. Grazie a voi e arrivederci con l'augurio di poterci rivedere presto a Target con i giovani musicisti che si sono eccelsi in questa edizione di Euterpe per condividere anche con i telespettatori della loro bella musica. Grazie a Stefano Tesè. Io vorrei riportare una frase che è stata detta da un collega che è venuto stamattina, il direttore di un'orchestra, e che mi ha lasciato molto contento. Ci ha detto: vi ringraziamo perché abbiamo trovato un'atmosfera bellissima con delle persone, sembra che ci conoscessimo, come se ci conoscessimo da tanto tempo. E poi ha detto: noi abbiamo sentito parlare bene della vostra rassegna, sono venuti dalla Calabria e siamo venuti per questo. Quindi stamattina a me è piaciuto sentir dire questo, perché è qualcosa che chiaramente non riguarda noi, ma riguarda il nostro territorio. Quindi quando il nostro territorio riesce ad attirare, ad essere appetibile, questo è qualcosa che ci deve invogliare a mettercela tutta, ecco, come si diceva, insistere perché possiamo fare tanto ed è giusto che noi ce la mettiamo tutta. Ecco. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta è stato con noi. Buona serata a tutti.